Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie infinite. Oggi ragioniamo un po' assieme a Marco Tognini, che conoscete tutti, storico, studioso, metapolitico e anche comunque esperto di politica pragmatica, essendo stato uno magister veramente di tutto il sistema a Bruxelles e oggi è chiamato a parlare di un caso da parte mia, un caso che mi ha sempre particolarmente interessato, ed è il caso Sigonella alias Achille Lauro. 40 anni fa esatti scoppiava il caso, fu gestito in una certa maniera. Il protagonista, secondo taluni nel bene, altri nel male, fu Bettino Craxi. Vediamo, e poi alla fine parliamo un po' anche di Claudia Cardinale, la grandissima attrice passata a miglior vita, e del cantante Christian, che pochi lo sanno, ma era un grande amore nel senso di preferenza musicale, di Papa Giovanni Paolo II, quindi il noto Wojtyla. Ma adesso sentiamo Tognini. Pronto Marco? Vediamo un po'. È in linea? Sei in linea? Buongiorno Andrea, un saluto ai tuoi ascoltatori, grazie come sempre insomma di interpellarmi su queste situazioni. Tu mi chiedevi della crisi di Sigonella, che è quel caso politico-diplomatico tra Italia e Stati Uniti che si è svolto nell'ottobre dell'85. Io avevo 9 anni, me li ricordo i telegiornali, a essere sincero, poi chiaramente abbiamo studiato tra attualità e comunque approfondimenti la vicenda, ecco. Ovviamente chi sono i protagonisti? I protagonisti da parte italiana sono i membri del governo Craxi, quindi Bettino Craxi, il suo consigliere diplomatico Badini, il ministro degli esteri Andreotti, il ministro della difesa Spadolini. C'è l'amministrazione americana, Ronald Reagan, presidente repubblicano, libertario, eccetera, il segretario di Stato George Shultz, l'ambasciatore in Italia Raab, e questo personaggio molto particolare, uno dei grandi consiglieri neocon che hanno sempre avuto i presidenti, diciamo, repubblicani, che è Michael Ledeen, storico, giornalista, anche analista della CIA, consulente appunto del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Ledeen è un personaggio particolare perché ha studiato anche in Italia, fece una tesi sul fascismo, fu collaboratore di De Felice, ha scritto libri sull'impresa di Fiume, è stato legato anche ad alcuni scandali americani, Iran Con, e in Italia insomma ha sempre bazzicato molto, tanto che si è parlato di lui dai tempi della P2 fino ai tempi di Marco Carrai, il famoso amico poi di Renzi, quindi un personaggio particolare. L'oggetto del contendere ancora una volta è la questione palestinese, protagonista Abu Abbas, che è il nome di battaglia di Mohammed Zaitan, membro di questo fronte della liberazione della Palestina, che è un gruppo paramilitare dissidente della leadership palestinese. Ancora una volta i dissidenti che creano problemi alla leadership, quella originale, che è quella di Arafat, dell'OLP, quella che invece ha deposto le armi. Abu Abbas, che sarà appunto uno di questi protagonisti e che poi sarà tra l'altro arrestato solo nel 2003 in Iraq, dove era protetto appunto da Saddam Hussein. L'Italia lo vorrà in estradizione, ma morirà con una morte abbastanza sospetta a Baghdad. Attualmente Abu Abbas è seppellito a Damasco perché hanno preferito non seppellirlo a Ramallah, vicino alla leadership palestinese. Di che cosa si tratta? Si tratta del dirottamento del 7-8 ottobre della nave da crociera Achille Lauro, che appunto faceva questo percorso da Egitto a Israele. Su questa nave si trovano 4 dirottatori e 2 dirigenti del fronte appunto di liberazione della Palestina, se non che un membro dell'equipaggio scopre questi 4 terroristi che probabilmente dovevano recarsi ad Ashdod per qualche azione terroristica, e allora questi terroristi decidono di impossessarsi della nave e quindi con gli ostaggi poi di chiedere la liberazione di altri 50 prigionieri
palestinesi. Trattandosi di nave italiana, il comandante della nave De Rosa riesce comunque a telegrafare e quindi a avvisare l'Italia e esce subito un'unità di crisi gestita ovviamente dai membri del governo italiano, Andreotti, Spadolini. Si cerca subito, anche se poi Andreotti e Spadolini sono ferrei amici degli Stati Uniti, ma hanno legami, soprattutto Andreotti, anche col mondo arabo moderato. Si parla subito con Assad padre, in Siria, e si cerca appunto di capire dove si dirige questa nave, che prima si dirige in Siria, poi ritorna verso Port Said, che è appunto il porto vicino al canale di Suez. Craxi chiama subito Bourguiba, il presidente tunisino, con cui ha rapporti d'amicizia, come ben sappiamo, di lunghissima data, anche perché l'OLP ha una sede ufficiale in Tunisia. Craxi invece telefona ad Arafat, che si dichiara comunque totalmente estraneo a questa vicenda. La leadership palestinese è estranea, però insomma cercherà di mediare con una trattativa diplomatica, includendo l'Egitto di Mubarak. E qui cominciano già i primi scontri con gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti dicono non si tratta con i terroristi. Ecco, intanto l'Italia prepara tutte le varie opzioni, quindi intanto si parla con la Siria, la quale Siria dice: li faccio attraccare solo se si apre un negoziato mediato dalla Croce Rossa internazionale, ma anche dagli italiani e gli americani. L'Italia prepara anche un'eventuale azione di forza, un comando, anche se Craxi è contrario a tutti i costi a un'azione di forza, però viene preparato un comando e vengono informati anche gli Stati Uniti e gli inglesi, perché essendo membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU, in caso insomma ci fosse stata necessità di intervenire, l'Italia sarebbe stata al riparo da qualsiasi censura, perché i membri del Consiglio di sicurezza, i membri permanenti, hanno il diritto di veto. E quindi si va avanti su questo doppio binario, anche se poi l'Italia vuole dare delle garanzie per dare un salvacondotto almeno ai 2 dirigenti, quindi non ai terroristi ma ai 2 dirigenti, e farli fuggire in un paese arabo per evitare appunto vittime, ostaggi. Quindi se non ci sono vittime si cerca comunque di trattare. Il comandante De Rosa per il momento dice non ci sono vittime, e quindi il giovedì, poi il 10 ottobre, la nave si reca, attracca a Port Said, dove anche se non sbarca nessuno è formalmente libera. Però c'è un problema perché in realtà i 4 terroristi una vittima l'hanno fatta, sulla nave non tutti sapevano. Un cittadino americano di origine ebraica, Leon Klinghoffer, in sedia a rotelle, è stato in maniera molto crudele poi gettato in mare dai terroristi che lo guardano affogare, e Klinghoffer muore. Quindi la situazione si complica, l'Italia e l'Egitto cercano di parlare. Mubarak mette a disposizione un Boeing 737 e alcuni membri della sicurezza egiziana per riportare in Italia i dirottatori e i 2 dirigenti del fronte, per poi cercare di governare la situazione e in modo tale insomma di addivenire al patto e di evitare che qualche altro terrorista palestinese potesse accanirsi sull'Italia. E qui c'è la grande opposizione degli Stati Uniti, che vogliono a tutti i costi i terroristi e fanno partire dei caccia F-14 dalla portaerei Saratoga, che si trovava in acque maltesi, e gli Stati Uniti sostanzialmente intercettano questo aereo che stava atterrando nella zona di Tunisi, cercano di deviarlo, e a loro volta c'è il problema che comunque questo è un 737, ci vuole il permesso per farlo atterrare su una pista di un grande aeroporto. La Grecia nega, ci sono dei paesi che negano. L'Italia
in un certo momento non ha intenzione di dare l'ok, perché dice gli americani non ci hanno informato, gli americani insomma stanno facendo un po' quello che vogliono, la nave, la Achille Lauro è territorio italiano, quindi dobbiamo gestirla noi questa situazione, e quindi cominciano delle trattative quella stessa notte. Partono i consiglieri di Reagan, prima il colonnello North, famoso per altre situazioni, appunto, poi Michael Ledeen, che cercherà più volte Craxi, lo sveglierà anche di notte. Craxi reagisce male perché dice: io sono il capo del governo, Ledeen lo conosco perché è venuto in Italia diverse volte, ma io voglio parlare o con l'ambasciatore o col segretario di Stato. Alla fine Craxi consente, ma solo perché manca il carburante poi a questo aereo e perché comunque ha intenzione di gestire autonomamente tutte le conseguenze della situazione. Gli americani comunque cercano un po' di fare i furbi. Alla torre di controllo di Sigonella, che è la base aerea che esiste tra Catania e Lentini, è una base italiana ma ha una parte di proprietà e di sovranità americana. Gli americani cercano di portare sulla pista questo aereo senza luci eccetera eccetera verso la parte americana, se non che la torre di controllo capisce in contatto con Roma e quindi riesce ad atterrare comunque sul territorio italiano, quindi sulla parte italiana, e subito il comandante della base, dopo istruzioni ricevute, fa circondare l'aereo da 30 avieri VAM e da 20 carabinieri, mentre gli aerei americani atterrano con le luci spente senza autorizzazione e sbarcano membri della Delta Force, che a loro volta circondano i VAM e i carabinieri, al che l'Italia prosegue con altri carabinieri e alcuni paracadutisti che circondano a loro volta i Delta Force. Quindi c'è uno stallo, ci sono le foto tra l'altro di questa situazione, uno stallo anche pericoloso perché evidentemente due membri della NATO che si guardano in cagnesco non è assolutamente comodo. Gli italiani dicono che comunque gli americani non hanno dichiarato le loro intenzioni e non c'è ancora una richiesta ufficiale di estradizione, i reati sono stati commessi in Italia, mentre Washington fa la voce grossa, Craxi si nega al telefono e il giovedì si chiude in questa situazione. Il venerdì si riapre lo scontro diplomatico dove ognuno cerca di dare diverse versioni della storia, quindi anche coinvolgendo gli egiziani. È chiaro che la differenza la fa il trattamento riservato non ai 4 dirottatori, che comunque tutti sono concordi che vanno processati, ma ai 2 dirigenti, tra cui appunto Abu Abbas, che a sua volta si dichiara non al corrente dell'uccisione di Klinghoffer. Sta di fatto che gli italiani riescono a far decollare questo Boeing da Sigonella verso Roma, seguito da un F-14 americano molto minaccioso, che però dagli F-104 italiani. A Roma si svolge poi tutta una serie di telefonate, colloqui, controcolloqui. Sicuramente molte telefonate sono state intercettate, ci sono in quei giorni spie di ogni genere a Roma. Il ministro della giustizia, che è Martinazzoli, sabato 12, non dà spazio alla richiesta di arresto americana e quindi Andreotti e Craxi, attraverso l'accordo con Mubarak, riescono a far ripartire il Boeing depistando gli americani, perché cosa succede? Credono che comunque Spadolini, il ministro della difesa, sia intercettato e quindi fanno girare notizie non corrette. Ovviamente poi su questa cosa Spadolini, che non era del tutto a conoscenza, si sentirà offeso e quant'altro. Comunque sostanzialmente
Abu Abbas riesce a scappare da Roma a Belgrado, quindi, e poi dalla Jugoslavia verso i paesi arabi, passando dalla Libia e quant'altro. Quindi questa è la soluzione del materiale della situazione, anche se poi nasce tutta una serie di pressioni politiche. In Italia c'è una crisi di governo vera e propria, perché Spadolini, che vuole apparire il più filo americano e filo israeliano possibile, ritira dal governo i ministri del partito. Mita, che è sempre stato, diciamo, anti-craxiano, l'avversario per eccellenza di Craxi, cerca di aprire la crisi di governo, ma Craxi, diciamo, da statista, questo lo possiamo dire, va in Parlamento, ricostruisce la vicenda in maniera lunga e minuziosa, e ottiene anche l'appoggio dell'opposizione, anche dello stesso PC, sia perché il PC è anti-reganiano e diciamo filo palestinese, ma per esempio il PC non era stato certo tenero con Craxi, era appena stato battuto sul referendum sulla scala mobile, tuttavia Craxi esce dal Parlamento in maniera comunque molto, molto autorevole, anche se con qualche polemica. Nel suo discorso fa un paragone non così azzardato, dico io oggi, ma che allora fece molto scalpore, cioè paragona Arafat a Mazzini, perché anche Mazzini aveva sostanzialmente avallato episodi di, sostanzialmente chiamiamolo terrorismo, e quindi in Parlamento il governo si salva. C'è una serie di tensioni con gli americani, però gli americani vogliono anche ricomporre. C'è una lettera di Reagan, intitolata, famosa, che poi girerà sui giornali, di Arbettino, a fronte di un viaggio a Washington cancellato da Craxi. Sostanzialmente che cosa ne ottiene l'Italia? L'Italia poi sarà più morbida rispetto alle pressioni americane contro Gheddafi che ci saranno più avanti, quindi darà più spazio agli americani, anche se poi comunque Craxi protesterà quando ci saranno i bombardamenti nel Golfo della Sirte e quant'altro, ma ci sono le dichiarazioni di Kissinger che dice noi ci dovevamo arrabbiare, voi eravate costretti a liberarli, diciamo un po' di gioco delle parti. Tra l'altro un'Italia che comunque per questa vicenda non avrà comunque vita facile con i palestinesi, perché solo 2 mesi dopo ci sarà anche la strage di Fiumicino, e quindi questa tensione, questa situazione comunque fa fare sicuramente la figura dello statista a Craxi, anche se poi le ricostruzioni sono varie e molto, come dire, e molto pasticciate. Tra l'altro questa vicenda lascia degli strascichi anche legislativi, la famosa legge 1 dell'89, che è lo scudo penale al Presidente del Consiglio legato a ragioni di Stato. Ovviamente questo scudo penale deve essere poi votato dal Parlamento, ma è una legge tuttora esistente. Quindi con Sigonella, diciamo, abbiamo uno scontro formale e sostanziale con gli Stati Uniti, e quindi viene ricordata più volte come un momento anche di orgoglio nazionale. Ecco, questo è un po' il panorama e il perché poi Sigonella venga ricordata in questo modo. Ecco, un uomo volitivo, questo senz'altro Craxi, come del resto un suo amico e poi successore Silvio Berlusconi, che pure sul caso per esempio di Abu Omar si comporterà diversamente, però diciamo che sostanzialmente questo anche senso dello Stato italiano, pur governato da personaggi di grandissima levatura come Andreotti, diciamo che è lungi da vedere, insomma, oggi sul panorama internazionale. Ecco, questo è quanto. Senti, ci hai fatto venire il batticuore, Marco, perché è sembrato rivivere proprio quei momenti. Io avevo allora, nell'85, avevo 29 anni, e devo dire che era uno degli anni più belli della mia vita, la Milano da bere. Mi si perdoni, non è un tentativo maldestro di elogiare
quella che era il clima governativo o la cultura di allora, ci mancherebbe, e quando si è giovani le cose vengono vissute con anche un entusiasmo che ovviamente a quest'età non ci sarebbe più. Però mi ricordo un ottobre caldissimo, tipo 30 gradi, quindi estivo, la gente che andava a fare ancora i bagni eccetera. Siamo nel culmine degli anni '80, quindi è un fulmine a ciel sereno, in un certo senso, proprio perché si incastona in un contesto molto più gaudente, ecco, che era tipico di quegli anni d'oro, una specie di secondo boom economico, la crisi sembrava definitivamente scacciata. E questa vicenda turbolenta, controversa, ancora da definire nei particolari, costituì qualche cosa di sorprendente, ma anche, devo dire, come tu stesso hai fatto intendere, un po' una medaglia al petto di Bettino Craxi, a fronte ovviamente di altre cose che magari non funzionavano, e noi sappiamo poi che cosa è successo con Tangentopoli. Ecco. No, la seconda osservazione, no, che è una domanda, perché siamo anche sul finire della prima parte, sì, mancano ancora 3 minuti, è questa. Potrebbe, oggi come oggi, una vicenda del genere potrebbe verificarsi o sarebbe impossibile secondo te? Ovviamente stabiliti personaggi completamente diversi da quelli di allora, sul fronte governativo, come opposizione, eccetera. L'America di allora non è l'America di Trump, anche se Reagan fu il primo, insomma, ad aprire una certa destra, no? Ecco, cioè sarebbe riproponibile una cosa di questo genere secondo te, Marco? Ma io credo che diciamo oggi la compagine di governo ha rapporti anche un po' più stratificati di quanti ne avessero i socialisti, che pure ai tempi erano una forza comunque che si era molto, diciamo, anche europeizzata rispetto ai tempi di De Martino. Craxi cambiò molto il suo partito, che divenne anche un partito del 15-17%, e diciamo che oggi forse un po' per i legami della Meloni, un po' anche per i legami di Salvini ci sarebbe più prudenza, ma comunque una leadership sovranista troverebbe il modo ancora di opporsi, anche se, ripeto, allora erano tempi diversi, l'Italia era formalmente la quarta potenza economica, sappiamo che aveva superato addirittura la Gran Bretagna in quel momento e quant'altro. Oggi noi non abbiamo più neanche la nostra sovranità monetaria, quindi dobbiamo fare, diciamo, di necessità virtù, ma non sarebbe irrealistico, anche a fronte di un ritrovato prestigio, su situazioni simili. Ma del resto la leadership italiana, anche nei momenti di centrosinistra, è stata molto prona agli americani. Insomma, bisognerebbe ricordare cosa accadde durante il governo D'Alema, con Mattarella ministro della difesa, per quanto riguarda la questione della Serbia, la questione di Belgrado, la NATO e quant'altro. Insomma, cioè, diciamo che da questo punto di vista il panorama politico non è molto differente. L'Italia, se vogliamo, da Machiavelli a Guicciardini, ha inventato la ragion di Stato, e secondo me gli italiani sanno ancora fare politica. Poi ovviamente ci vuole coraggio nella vita, e i politici con coraggio non sono molti, ecco. C'è la pausa, siamo arrivati alla fine della prima parte, ancora qualche minuto, se puoi stare dopo, che rifiniamo il discorso rispetto a dopo. Grazie. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Andrea, a te di nuovo a te la linea. Allora, finiamo il discorso con Marco. Io mi ricordo che questa onda venne poi sfruttata ancora qualche anno fino alla crisi dell'87-88, che fu la prima debacle assoluta del governo socialista. In buona sostanza quel governo, che era nato nell'83, già nell'87-88 si trasformò nel famoso CAF, cioè Craxi, Forlani, Andreotti, quindi qualcosa di reimpastato alla democristiana. Ma lo stesso Beniamino Andreatta definì, sulla scorta di questa impresa di Sigonella, definì il governo una forma di socialismo nazionale. Ovviamente dalla estrema sinistra arrivò la battuta sì, nazionalsocialismo vuoi dire, ecco, per proprio questa vena autoritaria e apparentemente repressiva del classismo, ecco, a seconda di come la si veda la faccenda. In realtà sulla scorta di anche altre scelte precedenti creò la fama poi anche di questo personaggio tutto d'un pezzo, che visse poi in un esilio dorato. C'è questa biografia un po' che assimila Craxi a Garibaldi, ecco, se mi permetti. È un esilio dorato ad Hammamet, dove appunto, a parte le grazie di una certa fanciulla di cui non facciamo nome, eccetera eccetera, lui visse in una sorta di solitudine, no? L'eroe di Sigonella solitario che si ammala e muore. Ecco, ovviamente tutto questo fa parte di una visione molto fantasiosa anche della politica, ma anche questo poi in un certo senso
siamo stati costretti a subire. Però io ti volevo chiedere qualcosa sul fronte dei rapporti con la Palestina. Ecco, in questi 40 anni che cosa è cambiato? E cioè, la domanda è infida anche per me, no? Fino a che punto, in che maniera noi ci possiamo permettere di trattare con dei terroristi che ovviamente non rappresentano l'intera cittadinanza palestinese, ma sicuramente ne danno un connotato piuttosto forte e chiaro. Qual è l'idea che ti sei fatto di tutti questi anni dalla base della tua maestria in senso sia storica che politica? Allora, poi io ho anche una formazione mia molto particolare, vicina anche a molti pensatori, chiamiamoli sicuramente di destra, quindi c'è sempre stata anche una critica da parte di tanti autori che ho letto su come sia nato Israele e quant'altro, ecco, questo senz'altro. Poi c'è anche comunque un sentimento anche di ammirazione per quanto ha costruito negli anni, peraltro con ferocia, con tante situazioni, ma quanto ha costruito Israele fino ad oggi. E che cosa dire? L'Italia da questo punto di vista ha sempre seguito una politica del doppio binario, fin dai tempi di Moro, quindi una politica comunque inserita nelle alleanze occidentali, ma poi nei fatti, diciamo, collusiva o di trattativa con chiaramente tutto il mondo del Maghreb, il mondo medio orientale, anche ovviamente per una questione di vicinanza e di sicurezza. Ecco. L'Italia quindi, rivendicando anche un proprio ruolo nel Mediterraneo, ha sempre avuto questa posizione di mediazione, che è una posizione, diciamo, sebbene sia stata poi recentemente molto ridimensionata dai fatti della Libia del 2011, quindi dal complotto, diciamo così, di Sarkozy, Merkel e compagnia cantante in Libia, con l'assenso di Obama, però tuttavia l'Italia continua questa sua politica e lo fa per proteggersi, lo fa per interessi ovviamente commerciali, lo fa per la sua storia, che è una storia di apertura verso tutto il bacino, lo fa anche comunque per adesione anche comunque ai principi della Carta delle Nazioni Unite, quindi comunque l'Italia è una democrazia e quindi deve giocare almeno, diciamo, in maniera pubblica su queste situazioni. Poi è chiaro che qualsiasi presidente sa benissimo che c'è una ragion di Stato, c'è una realpolitik e quant'altro. Mi sono messo in mente che l'Italia, come sempre, deve giocare su più tavoli. Perché? Perché ha diciamo, qualsiasi governante comunque ha tutta una serie comunque di azioni, di situazioni che lo limitano, perché è il nostro passato, il nostro inserimento in una rete di alleanze e di situazioni, e tuttavia bisogna trovare il modo di muoversi. Oggi forse su questo tema si aggiunge il problema dell'immigrazione, perché il problema dell'immigrazione porta le tensioni del Medio Oriente, le porta in casa nostra in maniera esorbitante, tanto è vero che il riconoscimento dello Stato palestinese che hanno sostanzialmente operato i francesi e gli inglesi ovviamente pare più un evento di politica interna per tacitare, per lisciare il pelo, potremmo dire, alle grandi comunità islamiche in quei paesi, più che per un vero cambiamento. E poi c'è un'autorità palestinese che è quella di Ramallah, che è quella ufficiale, e non si può certo pretendere di dare legittimità invece ad Hamas e alla leadership di Hamas, anche se qualcuno nella sinistra italiana più volte ci ha tentato. Però questo riconoscimento oggi sarebbe davvero
una legittimazione delle stragi del 7 ottobre e non lo dobbiamo permettere. Quindi fa bene l'Italia a non accodarsi a questa situazione. Sono perfettamente d'accordo con te. Penso, sulla base anche dei miei ricordi da ragazzo, per il fatto, tra l'altro, che i miei genitori, l'ho già detto, votavano DC. Ecco, io personalmente non ho mai votata, ma perché poi ho cominciato a votare che era già il 76, ma pesavano quei baci, è vero, molto lussuriosi di Andreotti con Arafat, che facevano, che dovevano fare simmetricamente il paio con i baci dati a certi personaggi siciliani. Lo dico senza malizia perché voglio dire, è epopea storica. Pesavano perché lo stesso elettorato democristiano di allora, che guardava la leadership craxiana con una certa diffidenza, ma si premoniva del fatto che ancora c'era un certo tipo di potere che sarebbe, nonostante De Mita, sarebbe riuscito ancora ad avere un certo appeal. Però fu per certi aspetti riprovevole per un certo tipo di, e questo penso che lo ammette anche tu, anche se non c'eri ancora. Dunque fu riprovevole questo comportamento di Andreotti per un certo tipo di mentalità, no? Che era maturata del dopoguerra, con un certo tipo di... Non trovi questa cosa? Quindi sicuramente è pesata tutta questa faccenda, al netto di quello che oggi lo stiamo vedendo con la flottiglia e il fallimento assoluto dell'impresa. Un certo tipo di sinistra vuol portare avanti in maniera grottesca, ridicola e controproducente, non solo per la sinistra ma per l'Italia stessa, se mi permetti. Ma qui non voglio entrare nell'attualità perché le mie sono trasmissioni di cultura e di storia. Senti Marco, io ti ringrazio in modo particolare, ci hai fatto, come ho detto, rivivere coi brividi quello che accadde allora e che poi insomma ha segnato per tanto tempo l'immaginario popolare. Sento personaggi giornalisti anche, no? Che ancora oggi ricordano con orgoglio dal loro punto di vista questa sortita craxiana. C'è un aspetto di orgoglio anche rispetto al mondo americano, i rapporti col quale sono sempre stati estremamente complessi, non di facile decifrazione anche soltanto sul piano ideologico, perché se ne sentite di tutte. Noi cerchiamo sempre di ratificare la storia con una certa pacatezza. Senti, però ti rivoglio sabato su argomenti diciamo di più vasto respiro. San Francesco deve diventare una festa nazionale dal 27, noi siamo al 4 sabato prossimo, e quindi è bene magari ricordarne qualcosa, anche come non solo come personaggio storico, ma come ricaduta oggi su una certa sensibilità. E poi c'è l'Epanto il 7 di ottobre, quindi preparati e poi anche per il sabato a venire. Senti, grazie ancora, grazie di tutto Marco, mi sembra che abbiamo offerto una precisazione, una cronaca che è ancora vivissima nella misura in cui la nostra vita è stata anche questa, è anche stata questa cosa qua, questa situazione, questo garbuglio, no? che si creò allora nel bel mezzo degli anni più belli del Novecento. Grazie ancora, a risentirci. Grazie. Ecco. Grazie Marco, noi andiamo avanti e parliamo di Claudia Cardinale. Claudia Cardinale è stata un'attrice tra le più gettonate, sicuramente la sua fortuna nacque in maniera perentoria e irreversibile col Gattopardo. Il personaggio femminile principale tratto dal romanzo di Tomasi Lampedusa era stato proprio interpretato da Claudia Cardinale. La famiglia Cardinale era siciliana, si era trasferita a Tunisi e portava dietro sicuramente la ragazza un fascino mediterraneo che era, come dire, elevato di potenza grazie a quella voce non bella sicuramente, roca,
tagliente, che paradossalmente riusciva a bucare lo schermo. È un concetto che ho già espresso. Vincono nel cinema, nella televisione, nel mondo dello spettacolo, oggi come oggi su TikTok, presto ne riparleremo dei social, vincono non le persone normali, non le persone belle, distinte e perfette, vincono gli imperfetti, ovviamente su uno sfondo di fascino comunque, ma il fascino stesso ha bisogno paradossalmente nel mondo che stiamo vivendo, ma già questo dalla seconda metà del Novecento, ha bisogno paradossalmente di una tic, di un neo, di una bruttura, e in questo aveva ragione il barocco, il mondo barocco del Seicento, tardo 500-600, laddove lo stesso Giambattista Marino decantava non la bellezza femminile, ma il difetto nel viso, il neo, il labbro leporino, perché solo questo riusciva a far innamorare. Lì c'era la voce roca della Claudia, che era riuscita prima nell'impresa, abbiamo detto, con la Gattopardo, la versione del Gattopardo con Alain Delon, e poi anche con tantissimi altri film che costituirono sicuramente il nervo del successo fino a C'era una volta il West della stessa Claudia. Forse la giovinezza è passata, lei si è ritrovata più di altre attrici italiane senza più quei fari addosso. Dopo i 50-55 anni il tramonto è stato più rapido, magari per esempio di una Sofia Loren o di altre attrici, naturalmente, che adesso qui non stiamo a nominare. Naturalmente anche qui abbiamo parlato di bellezza perché siamo costretti, l'abbiamo fatto con Robert Redford, no? Quindi siamo costretti di fronte al cinema a parlare di bellezza, ovviamente per gli anni più fulgidi di gioventù e maturità. Sappiamo che, diciamo così, l'anzianità tende a devastare, però fino a un certo punto, perché c'è chi ama i frutti maturi, e quella Claudia Cardinale da Parigi che parlava francese aveva ancora un suo paradossale, parossistico fascino, con quella voce roca lì, naturalmente. Mi viene in mente La ragazza di Bube, che è un altro film un po' dimenticato, tratto dal miglior romanzo di Cassola. Mi vengono in mente altre interpretazioni che sicuramente caratterizzarono e connotarono la Cardinale nel suo periodo migliore. Certo, l'impressione che il destino della stessa venne un po' oscurato da altre attrici, da altre situazioni, da altri mondi, soprattutto a partire dagli anni 80-90, laddove evidentemente si imponevano persone più giovani, ma non è solo quella questa giovinezza, ma anche un tipo di bellezza e di forza che nel gusto popolare era cambiata. Ma questo poi riguarda tutto il mondo dello spettacolo, anche la canzone, perché la bellezza femminile, il gusto della bellezza femminile da parte del maschio, o per chi vuole anche da parte della donna, era letteralmente cambiata. Non si impazziva più per Brigitte Bardot o per Sandy Shaw, no? E che mostravano baroccamente alcuni difetti palesi all'interno di un contesto ovviamente sempre di fascino, ma si preferivano altri modelli, altre situazioni che adesso non sto a raccontare in senso di liste di situazioni, ma che portavano veramente diciamo a formare un certo tipo di cinema anche diverso come comportamento dell'attore e dell'attrice. Il declino di Fellini, di Antonioni, di altri grandi registi comportava evidentemente la fine di una certa epoca, di un certo gusto e di una certa realtà. Il secondo personaggio è Christian. Qui qualcuno sobbalza sulla sedia, sentendomi, poi magari sta anche mangiando un buon piatto di riso o di pasta ed è peggio ancora. Christian è stato un cantante melodico. Voglio ricordare, a titolo di cronaca, che negli anni '80
diciamo all'inizio degli anni '80 e poi per gran parte degli anni '80 si parlò di risposta italiana a Julio Iglesias. Beh, insomma, c'era un po' di differenza, diciamo così, la struttura anche vocale dell'impianto delle canzoni scelte era leggermente diverso, diciamo Julio Iglesias aveva diciamo una capacità maggiore di raccontare storie vere e proprie. Christian era più canzone melodica da slogan. Però voglio ricordare anche qui qualcosa di incredibile. Giovanni Paolo II lo sentì e ne rimase davvero sbalordito. Giovanni Paolo II, il Papa Wojtyla, era incantato dalle canzoni, ma perché Papa Wojtyla era un romanticone che non stava a distinguere naturalmente troppo, ma non è un difetto. Ci siamo cascati in molti in quegli anni della Milano da bere, abbiamo detto prima con Marco, in quegli anni di forte divertissement, laddove appunto magari nel momento stesso in cui cominciava ad attuarsi una forma di liberazione sessuale, il battesimo della stessa avveniva sempre in maniera romantica, proprio per esorcizzare, stante anche un certo tipo di educazione formalmente repressiva degli anni precedenti, esorcizzare forme di colpa. Christian canta Cara ed è un successo quasi internazionale, canta Daniela e tante altre canzoni. Certamente il livello è commerciale, non ci sono dubbi, nessuna canzone impegnata, nessuno sforzo da parte di Christian, ora appunto passato a miglior vita a Milano, di antica origine palermitana ma passato a miglior vita a Milano a 82 anni, nessun sforzo di andare oltre un certo limite, però anche qui un destino particolare che voglio ricordare dello stesso Christian. Si innamora di Dora Moroni. Dora Moroni era reduce da un brutto incidente automobilistico con Corrado, il presentatore Corrado Mantoni alias Corrado, uno dei più grandi presentatori della televisione italiana, e Corrado nell'incidente si era completamente salvato. Dora Moroni era rimasta offesa nel volto, nelle corde vocali, negli occhi, eccetera. Tutti videro i rotocalchi di allora, che vanno sempre presi come cartina al tornasole, attenzione, di un gusto. Non ci si sofferma su queste baggianate, direbbe qualcuno, perché lo vogliamo fare per un gusto torbido, no? Fine a se stesso, di rincretinimento. No, è interessante questo fatto che siamo negli anni 80-90, con un boom grandissimo eccetera, ci si sofferma sul fatto che un uomo considerato altrettanto bello di Julio Iglesias, con una versione forse ancora più mediterranea della castigliana di Iglesias, con i ricci eccetera eccetera, alto, imponente e rassicurante con la sua voce melodica, ci si innamora di una persona che aveva degli handicap e tutti rimasero sbalorditi. Iniziava anche allora, mi ricordo, il vento della New Age con la questione del karma, ma forse si disse c'è un karma, vi riporto, relata Refero, c'è un karma dietro tutta questa storia. Perché deve innamorarsi? Certo, l'amore, ragazzi e ragazze, anche cresciuti, dietro l'amore c'è tanta roba, non è così semplice. Quando sfogli un rotocalco e guardi qualcosa che ti procura anche noia, però c'è tanta roba, molto più di quello che noi pensiamo, anche nelle vicende più banali, più superficiali, perché noi abbiamo davanti dei VIP con le luci alla ribalta che continuano a farli troneggiare rispetto al resto del mondo. Però
dentro di... Non li voglio salvare, cioè, sono personaggi che hanno anche si sono arricchiti ingiustamente per certi aspetti, strabordando sotto tutti i punti di vista, però non basta spiegare il loro senso, la loro essenza, il loro modo di essere. Bisogna guardare sempre dietro e vedersi capire attraverso magari questi amori, come fu nel caso di Dora Moroni con Christian, come fu nel caso di tanti altri, eccetera, eccetera, vedere qualcosa che va oltre i nostri occhi realistici, senza per forza abbracciare filosofie orientali, ma non è questo il punto, però cercare di capire che il motore della realtà forse è più profondo, più oscuro, più sottile, più spiritualmente elevato, complesso e estremamente trepido di quello che vuole soltanto effettivamente apparire. Per questo abbiamo parlato anche appunto di Christian, che rimane comunque lì come eredità di melodia, lì ancora in qualche modo, nella maniera più banale direte voi, ma che importanza ha, no? A insegnare che se non c'è qualcosa che viene dal profondo dell'anima, tutte le realtà che hanno a che fare con l'universo sensuale non sarebbero in piedi, non starebbero affatto in piedi. Tra l'altro si disse che Daniela, una delle canzoni più gettonate, era in realtà un rifacimento diciamo all'italiana di Manuela, che era la canzone che dava poi la sigla alla famosa telenovela di cui peraltro abbiamo parlato, eccetera eccetera, interpretata anche dallo stesso Julio Iglesias. Erano anni quelli, ecco sempre la storia, no? Il registro storico, erano anni in cui ci si rendeva conto forse che tutto quello che aveva avuto a che fare col boom, col benessere, aveva bisogno di una contropartita, aveva bisogno di un prezzo da farci pagare tutti, non tanto direttamente dal punto di vista di una crisi o di una caduta e di un crollo della situazione, che peraltro si è registrato poi dal 2006-2007, ma attraverso una compensazione della faccenda che riguardasse oscuri e tremendi mondi spirituali, ai quali ci siamo arrivati anche con Dan Brown, il Codice da Vinci, e l'attuale L'ultimo segreto, citato anche l'altro ieri dal collega Alessandro Gnocchi, come oramai primo o secondo in classifica dei vendite dei libri, sul quale ritorneremo presto, laddove ci si indaga appunto sui segreti ultimi della vita e della realtà. Quindi non archiviamo banalmente la morte di questo personaggio, perché ogni personaggio, anche del mondo dello spettacolo, certo, voi direte, ma tutto questo cosa c'entra con una riflessione filosofica, storica di alto livello, culturale e metapolitica? C'entra tutto, perché tutto quello che passa come un film, avete sentito Marco, sembrava il nuovo regista di un film che si può fare su Sigonella, e dunque tutto quello che passa davanti ai nostri occhi ha qualcosa da dirci, ha qualcosa da significarci, ha qualcosa che ci deve parlare a tutti e parlare a ciascuno in forma diversa a seconda del proprio destino. E questa radio, la Radio Libertà, sicuramente ne è una versione estremamente sensibile, estremamente forte di tutto questo discorso, proprio per la varietà degli argomenti, degli spunti, dei personaggi, delle situazioni, e certamente la capacità di raccogliere attraverso un orientamento politico, un orientamento che è anche spirituale, universale, di forza, di penetrazione nei nostri animi e nella nostra realtà. Io ho chiuso, vi rimando a lunedì alla ovviamente cultura popolare italiana. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci.
Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni.